Alle polemiche rispondono i dati, le cifre e i progetti. E alle frecciate del sindaco di Rossano Veneto, Morena Martini, su Etra risponde, dati alla mano, il presidente della Multiutility. A parlare sono i numeri. Etra è una società solida, una società con i fondamentali economico-finanziari in regola. Gli indici di solidità economico-finanziario sono di eccellenza e tra i migliori in Italia. Il 2020 ha visto un record assoluto di investimenti. Abbiamo raggiunto quota 109 milioni di investimenti tra il servizio idrico integrato e i servizi ambientali, ma abbiamo anche affrontato un grande investimento voluto dalla Regione per la gestione del SAVEC. Questo ci ha impegnato per 53 milioni di euro. Lavorato sottolinea quindi la vivacità e la solidità aziendale, confermando importanti investimenti anche per il 2021. Gli investimenti previsti sono anche per quest'anno di circa 110 milioni di euro, ma l'attenzione va anche ai cittadini, agli utenti. Infatti sono attive le nostre azioni per calmierare e tenere basse le bollette. In questo momento di difficoltà Etra è molto vicina alle famiglie e al territorio. Etra è dalla parte dei sindaci e dalla parte degli utenti. Infatti nel 2020 siamo riusciti a distribuire utili per 3 milioni di euro. Questo significa risorse, liquidità per i comuni soci affinché questi possano fare delle azioni a sostegno delle famiglie.